Le luci di Piazza dei Signori a Padova spente per 30 minuti. Eccola la protesta annunciata di baristi e ristoratori contro il caro bolletta. In un periodo in cui stavamo partendo, l'economia ripartiva, ci troviamo questo fardello che difficilmente possiamo sopportare. Dopo 2 anni di sacrifici legati alla pandemia, questa non ci voleva certo. Dopo il Covid, un'altra stangata per i pubblici esercizi, che hanno visto bollette raddoppiate rispetto all'anno precedente. Mi è arrivato 18.000 euro di energia elettrica contro i 10.000, 11.000 o 9.008 che pagavo negli anni, diciamo nei mesi precedenti. Adesso siamo quasi al 60-70% in più. Non lo so, adesso vedremo insomma. Intanto bisogna sperare che la stagione cominci bene, che il lavoro che la stagione si apra bene, che ci sia lavoro e quindi che riusciamo anche insomma, a sostenere questi costi qua e poi si vedrà insomma. Una manifestazione supportata anche dal comune di Padova. In piazza c'era l'assessore al commercio Antonio Bressa. Abbiamo deciso insieme al sindaco proprio qui con gli esercenti di dare questa dimostrazione spegnendo l'illuminazione pubblica di Piazza dei Signori solo per qualche minuto, perché ovviamente non vogliamo creare dei disagi ai cittadini, però per dare il segnale forte che siamo a fianco delle imprese che giustamente si stavano risollevando da una situazione di difficoltà e che con il caro energia rientrano invece in una situazione critica. Il governo deve intervenire, dicono i rappresentanti della categoria, per voce di Filippo Segato. Nell'immediato il governo ha già stanziato dei soldi in più tranche, però abbiamo visto che sono serviti a poco, per non dire quasi a nulla. Nel medio e lungo periodo però vogliamo, anche per avere un minimo, un briciolo di fiducia nel futuro, una politica energetica che miri sicuramente alle rinnovabili, ma eventualmente anche ad altre fonti energetiche. Abbiamo visto che altri paesi, Croazia, Francia, Germania, hanno avuto il coraggio di stabilire e programmare una politica energetica, cosa che in Italia ancora purtroppo non c'è.